Dopo gli atti vandalici dei giorni scorsi, riapre la spiaggia libera numero 1 di Catania. Certo, quanto troviamo non è un impianto funzionante, ma l'amministrazione comunale ha voluto comunque ridare i servizi essenziali ai bagnanti che ogni giorno scelgono questo tratto della playa per le loro giornate di mare. Al lavoro questa mattina gli operai della Multiservizi che hanno provveduto a ripristinare l'impianto elettrico e a rimettere in funzione i servizi igienici e le docce. I danni erano stati dolosamente causati da ignoti che avevano anche divelto le grate del posto di polizia municipale. Il comune ha predisposto la costruzione di altre sbarre di ferro, contenti i cittadini di aver trovato la spiaggia riaperta. Sono venute il giorno prima e stavano sistemando un po' tutto. Poi ho saputo che c'è stato questo guaio e adesso siamo contenti di nuovo di essere qua. Sì, siamo contenti, però la stiamo trovando sporca. È comunque un servizio di cui usufruiamo noi la spiaggia, quindi lasciarla sporca è un danno che fa a noi stessi. Sul posto il funzionario del comune che sta coordinando le attività di ripristino dell'impianto, chiuso il bar che potrebbe restare così per tutta la stagione. Ricordiamo infatti che la gestione della spiaggia libera numero 1 era stata assegnata con regolare gara d'appalto all'Italia Grande Eventi. Il proprietario della ditta però è stato vittima circa un mese fa di un agguato ed ancora oggi si trova ricoverato in coma farmacologico. A questo proposito il sindaco Stancanelli ha reso noto di aver dato mandato all'avvocatura comunale di valutare la possibilità tecnico-giuridica di costituirsi parte civile nel processo contro il feritore del signor Carlino. Una ripulitura generale è stata data anche alle altre spiagge libere, mentre sono stati rafforzati i presidi di sicurezza notturni in tutte le aree balneari. 2 pattuglie della Polizia Municipale garantiranno controlli in tutto il Viale Kennedy.